Una giornata bellissima a Pagnacco oggi per l'inaugurazione della tensostruttura a servizio del plesso scolastico. L'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli, ha presenziato come ospite d'onore in rappresentanza della regione Friuli Venezia Giulia all'inaugurazione della nuova tensostruttura che ospita la palestra delle sezioni della scuola elementare dell'Istituto Comprensivo Pagnacco Martignacco. Quella di oggi è stata anche l'occasione per premiare l'attenzione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Laura Sandruvi, per ribadire che quando esiste una relazione virtuosa tra regione e enti locali è possibile compiere scelte complementari, ma al tempo stesso essenziali per la realizzazione di servizi scolastici a beneficio dei ragazzi. Un'occasione quindi per premiare l'attenzione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandruvi e per dire che dove c'è una relazione virtuosa tra amministrazione regionale e amministrazione comunale si possono fare delle scelte che poi sono complementari ma essenziali per la realizzazione dei servizi scolastici per i nostri ragazzi. Il lavoro quotidiano degli amministratori locali, guardando al bene delle proprie comunità, compiono grandi sforzi per reperire le risorse necessarie a investimenti come questo. Investire nei giovani e nelle scuole significa investire nel futuro delle comunità. Quando si investe per i nostri giovani e per le scuole ovviamente si investe per il futuro della comunità del Friuli Venezia Giulia e oggi siamo qui per testimoniare questo momento e ringraziare per tutto l'impegno che c'è dietro al corpo docenti e alle famiglie per fare in modo che i nostri ragazzi crescano in ambienti sicuri e sani, in appunto sicurezza e con il divertimento anche che ne consegue.